Assemblea sindacale questa mattina qui ai cancelli dell'ex deposito ACTV di Mestre. I lavoratori denunciano le condizioni con gli orari massacranti in cui da troppo tempo sono costretti a lavorare. Oltre allo sciopero dei trasporti che ha visto un'alta adesione anche a Venezia, il sindacato ha voluto denunciare ancora una volta le pessime condizioni in cui gli autisti da CTV a MOM oltre la linea, i cui mezzi sono protagonisti del tragico incidente sul cavalcavia di Mestre in via Carducci, sono costretti a lavorare. Peggiorando i turni di servizio, aumentando le responsabilità, aumentano le aggressioni e i salari sono quelli che sono oggi, purtroppo la gente trova altre strade per trovare altre soluzioni. Io volevo mettere in evidenza anche le responsabilità che hanno le aziende del trasporto pubblico, che dovrebbero controllare i subaffidamenti se i servizi in subaffidamento rispettano le regole. Noi abbiamo il timore che questi non le rispettano, che nessuno controlla cosa fa il subappaltante. Quindi da questo punto di vista vogliamo mettere di fronte alle proprie responsabilità ognuno delle parti in causa. Riuscire a lavorare in condizioni meno pesanti sembra impossibile anche quando si hanno problemi di salute certificati. È appurato il mio stato di salute, l'azienda ha detto ok, vedrò di darti dei turni un attimino più consoni al tuo stato di salute. Io ho fatto notare, guardate che la situazione non è cambiata, continua a essere sempre spezzati, per me è pesante, ma l'azienda dice siamo un brutto periodo, non possiamo accontentarti. Accanto ai lavoratori anche il consigliere regionale Montanariello. La legge non può chiamarsi fuori dal mettere una serie di paletti che debbano avere certezza delle condizioni psicofisiche di salute e di qualità della vita di chi oggi si appresta a guidare un mezzo di trasporto pubblico locale.